5 giornate e una serie di temi molto specifici, molto verticali. Sì, inizieremo parlando di Industria 4.0 che è anche grazie al piano governativo è il nuovo focus che tutte le imprese manifatturiere italiane stanno imboccando. Parleremo di Innovation e Food, un tema molto legato ovviamente al territorio, un territorio come questo che da sempre sul cibo, sul vino punta molto. Parleremo anche di identità, perché non c'è innovazione senza una grande cultura appunto della propria storia, e parleremo anche di Smart City. Treviso è un esempio da questo punto di vista e la Smart City, con l'apertura dei dati forniti dal pubblico, può essere una grandissima occasione per tutti i giovani che vogliono fare impresa. E poi una grande competizione, quella per decidere chi sarà la startup trevigiana dell'anno. Sì, venerdì 26 maggio al complesso Sant'Artemio, dalle 10 del mattino alle 19 di sera ci sarà un vero e proprio villaggio dell'innovazione. Le 10 start-up semifinaliste del premio Startup Trevigiana dell'anno dovranno convincere la nostra giuria della bontà del proprio progetto. Chi viene decretata Startup Trevigiana dell'anno si aggiudica un premio di 2.500 euro, ma soprattutto si guadagna l'accesso a una rete di partner, quelli dei Treviso Innovation Days, che sicuramente possono dar loro una mano ad accedere al mercato in tempi brevi.